Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG, anche oggi per raccontarvi quello che accade nel nostro territorio e non solo in Veneto. Fra poco vi parleremo del caso di Liliana Resinovic che ha avuto una svolta nelle ultime ore con l'indagine che vede appunto sotto i riflettori il marito Sebastiano Visintin ed è dunque una svolta importante a 3 anni dall'inizio di questo giallo che davvero continua a tenere con il fiato sospeso un po' tutti. Dopo l'ultima perizia, la svolta e dunque un'indagine che adesso riguarda anche il marito Sebastiano Visintin. Fra poco ne parleremo con la nostra redazione di Trieste, con la nostra gemellata Tele4. Nel frattempo parliamo di una vicenda terribile che è accaduta a Mestre con una ragazzina una bambina di 11 anni che ha subito una violenza sessuale da un 45enne che è stato arrestato dai carabinieri. Allora, per capire un po' cosa è accaduto, ci colleghiamo con il nostro Filippo Fois insieme ad Alberto Pivetta. Buongiorno Filippo. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. È davvero un fatto gravissimo quello che si è verificato qui da dove prendiamo la linea. Noi ci troviamo al Parco San Giuliano, alle porte di Mestre. Alle mie spalle c'è il ponte ciclopedonale attraverso il quale i mestrini arrivano in questo grande parco pubblico. Al di là di questo ponte poi si accede in Viale San Marco, che probabilmente è il posto in cui si è consumata questa aggressione a sfondo sessuale ai danni, come dicevi, di una bambina di appena 11 anni. E i fatti si riferiscono a giovedì pomeriggio, sono stati resi noti solamente in queste ore. Diciamo subito che l'uomo che ha tentato la violenza è un 45enne italiano, probabilmente senza fissa dimora, che è stato fermato poche ore dopo dai carabinieri. Si attende proprio oggi il giudizio per direttissima. Ancora noi adesso stiamo prendendo tutti i contatti del caso per avere più notizie su questo fatto. Quello che resta è lo sgomento in questo momento in città per questa che è un'oasi di verde che è frequentata da tanti bambini, da tanti giovani, e soprattutto in queste giornate di primavera si sta ripopolando e lo vedete poi dall'atmosfera che mi circonda. È un luogo in cui tranquillamente ragazzi anche molto giovani tornano e vanno in bicicletta per passare una giornata di sole. Purtroppo c'è stato questo epilogo. La buona notizia, come detto, è che questa persona è stata già fermata, per cui si trova in questo momento agli arresti e tra poco insomma saremo anche in grado di dirvi poi che cosa dirà questo giudizio per direttissima al quale verrà sottoposto. Nicola. A Filippo Fois, una storia terribile, come è terribile la vicenda di Liliana Resinovic. Vediamo una maglia e un paio di guanti, le 8 ore di perquisizione a casa Visintin, quindi con alcuni elementi che sono stati sequestrati a casa del marito di Liliana, che si trova in questo momento in Austria, e al telefono anche ai nostri colleghi di Tele4 ha detto sono tranquillo. È comunque una svolta importante, fra poco ne parleremo. E poi c'è il femminicidio simbolo dell'ultimo anno, ed è la storia ovviamente di Giulia Cecchettin, con una settimana di dibattito e di polemiche sulle motivazioni della sentenza dell'ergastolo a Filippo Turetta, e quel dettaglio, quella frase, quelle motivazioni per le quali è caduta l'aggravante della crudeltà, perché le 75 coltellate non sono effetto di crudeltà ma di inesperienza. Ne ha parlato ieri per la prima volta, diciamo, ai microfoni anche il papà di Giulia, Gino Cecchettin, insieme allo zio Andrea Camerotto.
dolore su dolore, perché insomma non ci si aspettano certi tipi di motivazione, però ecco, oggi siamo qua per un altro motivo e quindi vorrei rivolgere sempre in positivo e cercare di guardare al lato proattivo del tutto. È il premio di laurea di Coldiretti in memoria di Giulia Cecchettin, l'occasione per Papagino per parlare delle motivazioni della sentenza che ha condannato all'ergastolo Filippo Turetta lo scorso 3 dicembre, non riconoscendo però le aggravanti di stalking e crudeltà. Se Papagino conserva l'estrema pacatezza che conosciamo, più diretto è lo zio Andrea Camerotto, presente perché socio di Coldiretti. L'ho scritto 76 coltellate anziché 75. Non sono in grado di giudicare chi lo fa per lavoro, chi ha studiato per dare queste motivazioni. Non ne ho le competenze, ma sono cose che fanno veramente male. Mi chiedo se con un tipo di linguaggio del genere si possa dire che da domani lui sarà esperto, visto che nella prima occasione era inesperto, inadeguato, nella seconda occasione dovesse esserci, e speriamo di no, possa essere esperto. La ferita sanguina ancora e se la giustizia prosegue il suo corso, ci sono infatti 45 giorni di tempo perché la difesa o la pubblica accusa possono ricorrere in appello contro la sentenza che altrimenti diventerà definitiva, continua anche il lavoro della Fondazione Giulia Cecchettin, alla quale Papagino sta dedicando ogni energia, sperando dal prossimo anno di portare l'educazione affettiva nelle scuole. Una ferita che si riapre anche parlando di laurea. Oggi ne ho viste tantissime lauree, in particolar modo ovviamente non posso non essere triste per quel momento che ci è stato negato, e quindi, però è anche giusto festeggiare la laurea di altre ragazze e sono felice di festeggiare con loro. Un sogno da vedere realizzato. Parlavo proprio con gli studenti poco fa, dobbiamo avere sogni. Il mio è quello di arrivare al 31 dicembre quando la conta di quei femminicidi è ancora zero, ma anche un sogno di poter realizzare la felicità dei miei figli. Era ieri a Padova per la consegna del premio di laurea intitolato proprio a Giulia Cecchettin, la speranza di arrivare a un femminicidi zero. Intanto purtroppo i fatti ci parlano di ancora violenze, ancora minacce, ancora stalking. Parliamo di un 45enne di Selvazzano Dentro che non si arrendeva, e purtroppo è il classico modus operandi alla fine del rapporto con la ex fidanzata, e quindi è arrivato anche a speronare l'auto della donna. 7 anni vissuti insieme, un tentativo fallito di un percorso di terapia di coppia fino alla separazione che si è trasformato in un inferno per una donna che da allora ha iniziato a subire il controllo morboso e prevaricatore dell'ex fidanzato, che dopo un primo ammonimento del questore adesso è stato posto agli arresti domiciliari. 45 anni, l'ordine di custodia cautelare è stato notificato dai carabinieri di Selvazzano Dentro con l'accusa di atti persecutori, una storia che va avanti dal 2022. Quando dopo la separazione il 45enne aveva iniziato a chiedere conto anche ad altri degli spostamenti della donna, di chi frequentava, monitorandola anche sui social attraverso profili falsi. Controlli, telefonate continue anche durante una vacanza con minacce di morte ripetute. Pochi mesi fa l'uomo era arrivato addirittura a tentare di speronare l'auto dove viaggiava con il nuovo compagno. Da qui la presentazione di una querela e, all'esito delle indagini dei carabinieri, l'esecuzione dell'ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Da inizio anno i carabinieri di Padova hanno arrestato 22 persone per violenza di genere, 110 le denunce. Maltrattamenti in famiglia, anche in questo caso è una donna il bersaglio delle violenze, ma è una mamma. A 21 anni il giovane è arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Gli agenti lo hanno bloccato mentre tentava di sfondare la porta della stanza dove si era barricata la mamma con una delle sorelle.
È ridotta così la porta dell'appartamento nel centro di Padova dove vive il giovane di origini nigeriane fermato dagli agenti delle volanti con l'accusa di aver picchiato la madre e minacciato le sorelle. Era stata proprio la donna terrorizzata a chiamare gli agenti giovedì scorso raccontando che il figlio per l'ennesima volta aveva iniziato a picchiarla spaccando tutto in casa e costringendo lei e la figlia di 19 anni, la più piccola era riuscita ad uscire, a barricarsi in una camera. All'arrivo gli agenti hanno trovato le due donne chiuse nella stanza con il giovane che provava ad entrare. Dopo averlo bloccato hanno soccorso madre e figlia. La madre è stata curata al pronto soccorso dove era stato riscontrato un trauma cranico guaribile in 7 giorni. Per il figlio è scattato l'arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Da inizio anno sono 122 le persone denunciate per lo stesso reato dalla polizia, 21 sono state arrestate. Poi ancora la cronaca, 2 corpi ritrovati, 2 tragedie a partire da quella del Nevegal con il 59enne broker che è stato recuperato ieri mattina dopo un'escursione fatale. Purtroppo hanno trovato la persona, può raccontarci un po' lo svolgimento dell'operazione, come si è arrivato a individuarlo? Allora, innanzitutto è stata trovata la macchina al sentiero di accesso per il Monte Sperone, presso il parcheggio. Successivamente, con un sorvolo che è stato fatto con l'elicottero dell'Air Service, abbiamo trovato in cima alla Croce di Susin la sua firma, la firma purtroppo dell'escursionista che era arrivato il 1° aprile. A individuare in un canalone, circa 100 metri sotto la Croce di Susin, verso la Croce di Maras, il corpo di Luca Andriolo, il 59enne veneziano di nascita ma bellunese di adozione, è stato l'equipaggio dell'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco del reparto volo di Venezia. La montagna che amava lo ha tradito, la discesa dalla Croce di Susin gli è stata fatale. A fare la segnalazione della scomparsa la sorella Doretta, che abita a Preganziolo e che aveva pubblicato un appello su Facebook. Dopo 10 giorni senza notizie che si trattasse di un allontanamento volontario, è stato escluso quando i carabinieri hanno rinvenuto la sua auto parcheggiata all'inizio del sentiero per il Monte Sperone. Da quel momento sono state avviate le operazioni di ricerca che hanno coinvolto oltre 20 vigili del fuoco, unità cinofile e volontari, oltre al personale del soccorso alpino, anche della Guardia di Finanza. La salma è stata individuata una cinquantina di metri sotto il sentiero, con copertura del corpo da parte di foglie, il che ci fa pensare in effetti che lui sia caduto da più giorni. I familiari sono stati tenuti in caserma, lontani dal luogo del ritrovamento. L'equipaggio dell'elicottero Drago ha proceduto al recupero della salma, che poi è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. E poi l'autopsia che è stata disposta sul cadavere di Alessio Milan, il 30enne trevigiano trovato morto in mare a Grignano nel golfo di Trieste, una morte che rimane avvolta nel mistero. E del trevigiano Alessio Milan, il cadavere scoperto ieri mattina nelle acque a largo di Grignano, all'altezza di una boa che delimita la riserva marina protetta di Miramare. Il corpo, segnalato alle 7:30, è stato recuperato e identificato grazie al pronto intervento di una motovedetta dei Vigili del Fuoco, coadiuvata dagli uomini della Capitaneria di Porto. Le prime indagini affidate alla polizia non hanno però ancora permesso di chiarire esattamente le cause della morte. Non è stato riscontrato alcun segno di violenza e pare che il decesso risalga solo ad alcune ore prima del rinvenimento in mare. La polizia locale ha trovato l'auto di Alessio Milan all'altezza del bivio lungo Viale Miramare sulla costiera triestina. All'interno dell'Alfa Romeo Mito di colore nero sono state trovate e poi repertate dalla squadra mobile di Trieste sostanze stupefacenti e farmaci, a quanto filtra tranquillanti. Considerando tutto il quadro dei fatti, il pubblico ministero Federica Riolino ha disposto autopsia e test tossicologici per chiarire la dinamica della morte ed escludere l'intervento di terzi. La scomparsa del trentenne non era stata denunciata e al momento non sono stati trovati elementi chiari che facciano ricondurre la tragedia a un gesto volontario. Nessun biglietto né messaggi a familiari o amici. Resta quindi il mistero su quanto accaduto. Verranno scandagliati anche i dati dello smartphone rinvenuto dalle forze di polizia.
Allora restiamo a Trieste, mi ero dimenticato di ringraziare Renato Capoia e Mattia Pizzaia in regia. Restiamo a Trieste per parlare, come dicevamo in apertura, del telegiornale della svolta nelle indagini sull'omicidio di Liliana Resinovic. E allora Gianluca Paladin da Trieste, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Una notizia che qui a Trieste, ma in realtà in tutta Italia, ha scosso non pochi animi. Sebastiano Visintin, indagato, iscritto al registro degli indagati di fatto ufficialmente per la morte della moglie Liliana Resinovic. La polizia scientifica è entrata nella casa di Sebastiano Visintin a Trieste in via Verrocchio la sera di martedì, ha perquisito tutta la casa e poi, come sapete, in queste ultime ore è emersa la notizia che di fatto l'uomo è indagato per la morte della moglie. Sebastiano, e poi sentiremo più tardi, più avanti e in fase conclusiva, sentiremo proprio le parole di Sebastiano, raggiunto dalla nostra emittente così a caldo per commentare un po' la notizia. Si stava palesando veramente un po' ovunque, su tutte le TV, su tutti i giornali. Prova molto scoramento ovviamente Sebastiano per questa notizia, perché adesso insomma, il suo commento in soldoni è stato: un conto è sapere di essere indagato, un conto è sapere di essere accusato dell'omicidio di qualcuno, di mia moglie, dopo 3 anni, più di 3 anni ormai dal fatto, perché ricordiamo Liliana Resinovic fu trovata senza vita nel parco di San Giovanni il 5 gennaio 2022 dopo che era scomparsa da casa dal 14 dicembre 2021. Sebastiano è apparso al telefono molto triste, molto turbato, molto provato. Ha subito parlato con gli avvocati che, secondo quanto abbiamo preso, sarebbe già stata fatta richiesta al pubblico ministero, alla procura, per accedere agli atti delle investigazioni e capire appunto anche cosa contengono in base alle indagini su Sebastiano Visintin, che ha avuto appunto la presenza della polizia in casa per tutta la notte praticamente, o almeno così ci ha raccontato al telefono martedì. È arrivata la polizia martedì sera e per gran parte della nottata ha perquisito la casa alla ricerca eventualmente di elementi, indizi per corroborare le varie tesi. Naturalmente bocche cucite in procura nonostante questa fuga di notizie, nessuno al momento parla. Di fatto uno degli avvocati di Sebastiano Visintin, Paolo Bevilacqua, che abbiamo cercato di raggiungere telefonicamente anche via messaggio, ci ha risposto che non desidera ufficialmente per il momento rilasciare commenti su questo fatto. Aggiungiamo però un dato prima di lasciarvi nel collegamento, e fra poco attendiamo anche che il servizio con le parole di Sebastiano sia pronto, l'abbiamo sentito questa mattina. Visintin ha anche aggiunto che in questo momento non si trova a Trieste, per questo l'abbiamo sentito al telefono, ma si trova in Austria. Così aggiunge nelle sue dichiarazioni Sebastiano: nel pomeriggio farò una sauna con gli amici e poi la cena. Da 30 anni siamo sempre gli stessi amici, facciamo le solite cose, si mangia, si beve, un tuffo nel lago gelato tira su di morale. Ci sono anche delle belle signorine, ha aggiunto infine Sebastiano Visintin. E alla domanda su quando tornerà a Trieste ha risposto: non ve lo dico. Queste le ultime novità, ma a breve appunto il servizio che speriamo in pochi minuti di poter mandare in onda. Vi restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladin. Restiamo con la cronaca, ma torniamo in Veneto, torniamo nella Marca. Pomeriggio di violenza e paura, quello di ieri a Castelfranco, dove un 45enne con numerosi precedenti alle spalle per vari reati ha rapinato un connazionale dell'orologio che aveva al polso. Vista però la resistenza della vittima, il rapinatore lo ha sfregiato al collo con una lattina di birra tagliata, facendolo cadere a terra in una pozza di sangue. Le urla dei presenti hanno attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia locale nei paraggi. Gli agenti sono subito accorsi. Vedendo l'uomo a terra, il rapinatore si è dato alla fuga, ma è stato bloccato poco dopo. Fortunatamente la persona ferita ha pur subito una ferita profonda, ma non una ferita che non ha toccato parti vitali e quindi non è in pericolo di vita. L'uomo evidentemente è accusato di rapina, lesioni e furto. E poi invece un'operazione antidroga della polizia a Conegliano, bloccati 2 spacciatori nigeriani di 37 e 42 anni. Nelle ultime settimane gli indagati sono stati notati in varie circostanze mentre consegnavano la droga agli acquirenti dopo averli raggiunti in bici. Lo vediamo in questi video proprio della questura.
consegnavano le dosi velocemente attraverso i finestrini alle autovetture dei clienti, molti dei quali sono stati segnalati alla prefettura. La Polizia di Stato ha sequestrato agli assuntori circa 30 grammi di orina, varie dosi di cocaina. Si calcola un volume di affari nel corso degli anni 2023-2024 di un totale di 1,5 kg di droga venduto da questi spacciatori che spacciavano anche nei pressi di scuole, oratori e campi da calcio. E poi i ragazzini terribili che a Tombolo avevano sfondato la porta di un distributore in pieno centro per arraffare denaro, e le indagini che hanno portato a identificare 3 giovanissimi. Ancora giovanissimi, protagonisti di episodi di cronaca nera, devono rispondere di furto aggravato in concorso un 14enne e 2 quindicenni dell'Alta Padovana che lo scorso 10 febbraio sfondarono a calci e spallate la porta d'ingresso dell'ufficio del distributore di carburanti gestito dalla famiglia Toniato di Tombolo, a 2 passi dal centro del paese. Una volta dentro forzarono il registratore di cassa e arraffarono 375 euro, tutto a volto scoperto, tanto i carabinieri, visionando successivamente le telecamere della videosorveglianza, li hanno identificati e raggiunti. Nelle loro abitazioni hanno rinvenuto gli stessi vestiti usati per il colpo e per i 3 è scattata la denuncia. Proprio il fatto che si tratti di minori, ancora una volta pronti a tutto, fa riflettere. Sicuramente la giovane età di questi ragazzi fa capire che la consapevolezza delle proprie azioni non è sicuramente un elemento sul quale i 3 avevano riflettuto. A tal proposito rivolgiamo un ulteriore invito, che è quello rivolto ai ragazzi più giovani, di comportarsi sempre bene, perché un errore commesso in giovane età, poiché verranno sicuramente poi individuati, denunciati o arrestati, potrebbe compromettere poi il loro futuro. Un messaggio che viene lanciato ai giovani, un messaggio che però deve essere lanciato anche alle famiglie, ai genitori. Sicuramente l'ambito familiare è fondamentale per la tenuta del comportamento dei giovanissimi. Erano già volti noti da voi? Uno di questi ragazzi aveva alcune vicende pregresse, mentre gli altri assolutamente incensurati. Purtroppo non è la prima volta che il distributore di via Vittorio Veneto viene preso di mira da ladri, vandali o sbandati. Negli ultimi 3 anni questa è la 14ª volta che il distributore Esso in pieno centro a Tombolo viene preso di mira da malviventi. Soltanto, ci diceva la titolare, lo scorso 26 dicembre, quindi il giorno di Santo Stefano, avevano dato fuoco a una delle pompe di benzina e solamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco aveva davvero evitato che si verificasse una tragedia. I video dei ragazzini invece che si arrampicano sui tetti di Bassano del Grappa, li abbiamo mostrati in questi giorni, hanno fatto arrabbiare l'assessore alla sicurezza di Bassano Campagnolo, che avverte: vi prenderemo. Abbiamo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Abbiamo le immagini dove li vediamo scavalcare l'inferriata con grave rischio peraltro, e abbiamo individuato i soggetti nel momento in cui stanno salendo, stanno scalando i tetti, e adesso stiamo cercando di identificarli e speriamo anche di essere fortunati. Le immagini ci sono, le telecamere hanno ripreso i ragazzi che si sono avventurati con gran pericolo sui tetti di Bassano e che sono stati visti dai residenti del Lungobrenta. La polizia locale sta lavorando per risalire l'identità degli intrusi. Nel frattempo l'assessore alla sicurezza lancia un appello alla popolazione. È chiaro che se fossimo stati chiamati, magari avevamo la fortuna di avere una pattuglia in zona e li beccavamo in tempo reale. Questo vuol dire che chiediamo anche al cittadino non solo di intercettare il momento della pazzia fatta da questi ragazzi, ma anche di coinvolgere nel tempo più breve possibile le forze dell'ordine. Per Campagnolo non c'è solo il rischio di farsi male ad arrampicarsi sui tetti della città. Il rischio di cadere di sicuro non avrebbe lasciato scampo, ma quello che non riescono a capire questi soggetti, che sono sostanzialmente dei poveri imbecilli, è l'effetto emulazione. Vorrei che si chiedessero se vale la pena arrivare a fare queste stupidità.
Proseguono quindi le indagini e l'analisi dei filmati e l'assessore è certo che si possa arrivare a identificare i protagonisti di questa ennesima bravata in centro storico. Questi ragazzi si credono furbi, ma noi siamo più furbi di loro e sono convinto anche che saremo fortunati a individuarli. E adesso torniamo a parlare del disagio, che è un disagio destinato a ripercuotersi anche nei prossimi giorni, perché la regionale Feltrina a Cornuda è chiusa fino alla prossima settimana dopo l'incidente avvenuto ieri che ha coinvolto un sottopasso. Ci è stato comunicato che la strada regionale Feltrina verrà chiusa al traffico per un tempo che non si può calcolare ora. Speriamo che la prossima settimana venga risolto il problema. Sono proseguite fino alla tarda mattinata le verifiche dei tecnici, dei vigili del fuoco e di Veneto Strade, ma alla fine è stata presa la decisione di chiudere almeno fino alla prossima settimana la regionale Feltrina in entrambi i sensi di marcia, all'altezza del sottopasso lungo la provinciale che collega Cornuda a Covolo, rimasto seriamente danneggiato dal passaggio di un camion che trasportava un macchinario per il movimento terra. Intorno alle 11 il mezzo pesante transitato sotto il tunnel sarebbe stato il gomito della benna ad urtare l'architrave del sovrapassaggio, causando gravi danni. È stato lo stesso autista, una 34enne catanese che lavora per una ditta della provincia di Pordenone, ad avvertire dell'accaduto. Lui nell'immediatezza si è fatto vivo con le forze dell'ordine e questo è già un fatto positivo. Probabilmente si è anche reso conto della gravità del fatto. Certo che adesso mettere in campo tutta una serie di interventi sia di sistemazione che di viabilità diventa veramente impegnativo, sono più comuni coinvolti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici di Veneto Strade, insieme ai sindaci di Cornuda e Pederobba, i due comuni direttamente interessati dal danneggiamento e i cui centri abitati pagheranno le conseguenze maggiori sul fronte traffico, destinato ad aumentare nei prossimi giorni in vista delle festività pasquali. È costata cara questa distrazione perché purtroppo ha portato delle conseguenze sul traffico locale importante, nel senso che la direttrice nord-sud sulla regionale Feltrina è bloccata sostanzialmente, sta attraversando i centri abitati portando il disagio che tutti possiamo immaginare. È una disattenzione importante da parte di chi guidava il mezzo, che non ha tenuto conto probabilmente del carico che aveva dietro e delle strade su cui doveva transitare. È un danno veramente rilevante anche per tutto un indotto, quindi purtroppo chi lo ha fatto dovrà pagare in conseguenze importanti. Gli operai hanno posizionato delle reti metalliche per permettere la parziale riapertura della provinciale. Nella provinciale che collega il centro di Covolo a Cornuda per il momento verrà aperto un senso unico alternato in attesa di puntellare il danno in modo tale da poter riaprire sia la strada sotto che la Feltrina sopra. Feltrina invece che resterà chiusa per i prossimi giorni fino a quando il sovrappasso non verrà puntellato e messo in sicurezza. Si può auspicare un'apertura per Pasqua? Me lo auguro perché sarebbe un dramma per i centri abitati di Cornuda e Onigo. Almeno col senso unico alternato potrebbe essere un'ipotesi. Sì, sembrerebbe che a metà della prossima settimana il senso unico alternato sulla regionale Feltrina possa essere preso in considerazione. Agli automobilisti un appello. Chi proviene da nord verso sud si imbocchi per il centro di Onigo, attraversa il centro di Onigo e poi quello di Cornuda. Per chi proviene da sud verso nord, quando arriva all'altezza dell'area industriale di Cornuda, prenda la strada che porta al centro di Cornuda per fare il senso inverso. Da Cornuda e da Pederobba a Pieve di Soligo, dove resta forte la polemica, il dibattito dopo quanto raccontato ieri, lo abbiamo raccontato in un servizio dell'assessore del comune di Pieve di Soligo, che si è visto negare, diciamo, l'affitto di casa per questioni a quanto pare di colore della pelle. Francesca Bozza in diretta con il sindaco, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori, insieme a noi insieme a me e a Simone Merlo c'è il sindaco Stefano Soldano, buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Perché insomma la vicenda di Mohamed Amouk, assessore al turismo del comune di Pieve di Soligo, continua a far discutere, insomma si è sentito negare l'affitto, come hai detto giustamente tu, perché marocchino. Una vicenda, dice, che non gli era mai successa in un paese accogliente che lo ha accolto 35 anni
anni fa, permettendogli di crescere sotto tanti punti di vista, e questa frase sicuramente lo ha freddato, gli ha provocato insomma un forte senso di dispiacere, proprio perché non era mai successo e perché è successo in quella che lui considera a tutti gli effetti la sua terra. Ma sentiamo quello che ci ha raccontato ieri l'assessore raggiunto telefonicamente, e poi ne parliamo insieme al sindaco. Per la prima volta in vita mia mi sono sentito discriminato nella mia città dove sono cresciuto, dove 35 anni di vita li ho passati qua. Una discriminazione che Mohamed Hamouk, assessore al turismo del comune di Pieve di Soligo, ha vissuto durante la ricerca di una nuova casa più grande per la sua famiglia. Mi sono sentito dire che dai proprietari, dopo avermi conosciuto, dopo essere trovato anche l'accordo economico, dopo aver firmato un precontratto, quindi tutto era in linea, un ripensamento con l'esclamazione miei marocchini non affitto, della serie come se tutti i marocchini sono di tutto nervo un fascio. Una risposta, quella del proprietario di un immobile che ha pietrificato l'assessore, mi ha turbato molto. Mi sono chiesto se non ho fatto abbastanza, se non sono abbastanza italiano. Mi ha un po' demoralizzato, nel senso non me l'aspettavo, ecco, una risposta. Se mi avessero detto no, guarda, ho scelto un'altra persona, o anche raccontare una bugia, avrei preferito. Hamouk è nato in Marocco ma cresciuto a Pieve di Soligo, dove ha frequentato tutte le scuole. Racconta: non ho mai avuto nessun problema qui. Grazie ai pievigini sono riuscito a creare il mio percorso personale, professionale e adesso anche politico. Sono impegnato nel mondo sociale e delle associazioni. Però ci sono piccole percentuali che secondo me hanno in più di dialogo per conoscere chi sia davanti, ecco, per riuscire anche a essere in un mondo un po' più coeso e meno discriminatorio. Questo tipo di pregiudizio di standard penso che nel 2025 non debba esserci, ecco. È una minima parte, perché per fortuna è una città dove sono sempre trovato bene, dove i cittadini mi accolgono sempre in maniera positiva, quindi non ho mai avuto questi problemi. Però per la prima volta c'è stato qualcuno che si è fatto un po' trane in inganno, ecco, mi piacerebbe usare questo termine, da notizie, e ha fatto sì che la mia possibilità di un immobile un po' più adeguato alle mie esigenze della nuova famiglia venga escluso, non per un discorso reddituale o per altre scelte, ma solo perché le mie origini non sono origini venete. Questa mattina, racconta ancora l'assessore, mentre stavo partecipando ad una cerimonia, quando ho sentito l'inno di Mameli avevo il cuore che batteva, ribadendo così il suo attaccamento all'Italia e alla regione che lo ha accolto 35 anni fa. Mi sono veneto, non permetto che certe persone, perché purtroppo hanno una visione limitata. Mohamed Hamouk ha deciso di denunciare quanto gli è successo con un post sui social. E come succede spesso a me, sono sicuro che succede anche in altre parti d'Italia. L'assessore continuerà la ricerca di una nuova casa, ma è certo che non sarà fuori dalla sua Pieve. Assolutamente no, Pieve di Soligo è la mia città, sono cresciuto qua, non mi sposterò mai, perché come ho detto i pievigini sono le persone meravigliose, ho sempre trovato il massimo supporto e disponibilità. Insomma, l'assessore dice: cercherò casa e non ci penso minimamente a cercarla fuori dalla mia Pieve, ce l'ho detto anche in dialetto Misso Veneto, proprio per ribadire il suo attaccamento a questa terra che però un po' lo ha ferito. Sì, un episodio che ha ferito molto Mohamed, il nostro Momo, il nostro assessore, a cui va la solidarietà mia personale e di tutta l'amministrazione. Ci siamo confrontati in queste ore, so che questa cosa appunto gli ha fatto personalmente male, mi fa piacere che voglia rimanere e cerchi casa a Pieve, ma perché lui a Pieve è nato, quindi è parte di Pieve di Soligo fin dalla gioventù. In questi 35 anni ha collaborato in maniera straordinaria a far crescere e a collaborare con le giovani associazioni e quant'altro, fino a impegnarsi anche dal punto di vista amministrativo e essere stato eletto e poi essere stato nominato assessore. Quindi è uno di quegli esempi di integrazione di quel mondo in cui io personalmente, ma immagino tantissime persone, vogliono vivere, dove le persone valgono per il loro valore, non per il colore della pelle o la loro nazionalità. Tra l'altro da dire che l'assessore qui,
oltre ad essere cresciuto, ad aver fatto le scuole, qui sta facendo crescere la sua famiglia allargata, e oltre ad essere impegnato politicamente è anche impegnato nell'associazionismo proprio per combattere le discriminazioni. Sì, è anche presidente dei giovani marocchini italiani, tante volte appunto va a Roma, va in Parlamento, in Senato, presso il nostro consolato di Verona, proprio per cercare di creare sempre più occasioni di confronto e di integrazione tra le nuove generazioni soprattutto, ma anche quelle più vecchie come suo padre, sua madre, proprio per cancellare queste differenze e aver rispetto delle nostre regole e delle nostre tradizioni. Tante volte si arrabbia di più lui con le persone della sua etnia che si comportano in maniera sbagliata, le corregge proprio a stimolo di questa piena integrazione che lui ha sposato in pieno. E lui lo ha sottolineato più volte durante il nostro colloquio telefonico, è una minima parte, cioè quanto accaduto rappresenta proprio una minima parte, proprio per l'accoglienza che è sempre stata dimostrata dai Pivigini nei suoi confronti, che ha detto essere bellissima gente. Tra l'altro abbiamo incontrato alcuni cittadini che ci hanno detto Pieve non è razzista, Pieve è accogliente, ma su quella minima parte bisogna lavorare ancora, anche se siamo nel 2025. Sì, io credo che le parole di Momo siano state esaurienti da questo punto di vista. La nostra è una comunità che ha sempre saputo allungare la mano e dare una mano alla gente. Esistono delle situazioni, mi auguro che poi questa cosa possa anche ricomporsi, perché è un episodio isolato che però ha toccato una persona, toccandola in maniera veramente viva, perché non si può fare di una questione di etnia una questione di discriminazione. Ecco. Grazie al sindaco di Pieve di Soligo Stefano Soldan, grazie a Simone Merlo per il supporto tecnico. Se non hai domande, Nicola da Pieve di Soligo ti restituisco la linea. Grazie a Francesca Bozza, grazie anche al sindaco. Andiamo da un altro sindaco a Possagno, un problema che riguarda un muro crollato e anche in un'area storica. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Nicola, io sono con il sindaco di Possagno Valerio Favero e ci troviamo proprio davanti a quello che resta della parte più antica dell'istituto Cavanis qui in centro a Possagno, quello che possiamo definire un po' il muro della discordia, sindaco, perché se ne sta parlando tanto negli ultimi tempi, un muro pericolante, un muro davvero che sta mettendo, cioè che rischia di mettere in pericolo le persone che ci passano sotto. Adesso lei ha firmato l'ordinanza di abbattimento. C'è da dire che la sovrintendenza si è un po' messa di traverso per cercare di evitare questo abbattimento, però diventa fondamentale e necessario. Sì, allora io tengo a specificare una cosa: questo muro è stato chiesto dalla sovrintendenza di tenerlo in piedi sulla facciata esterna su una ristrutturazione che sta facendo la committenza privata. Preciso che è stata fatta una valutazione di incidenza, una VIC in buona sostanza di questo muro, che ha dichiarato, proprio la sovrintendenza ha dichiarato che non è di interesse, quindi non è un bene monumentale, ha un vincolo paesaggistico come praticamente tutte le altre case del mio comune, che è sotto vincolo paesaggistico. Era stata chiesta appunto di mantenere in piedi la facciata esterna perché la sovrintendenza comunque l'aveva ritenuta di pregio, ma purtroppo una parte di questa è franata, è proprio collassata su se stessa, perché probabilmente i materiali interni erano così deteriorati che l'hanno fatta collassare su se stessa. In quel momento è rimasta in piedi una parte da sola di circa 10 metri di lato per un'altezza di altri 8-10 metri, davvero pericolosa, poteva cadere sulle case a fianco e in funzione della relazione tecnica fatta dal mio ufficio tecnico, dal sopralluogo fatto con i vigili del fuoco, io ho emesso l'ordinanza, non potevo fare altro che emettere l'ordinanza di abbattimento di quella parte, quantomeno in prima battuta. Poi la sovrintendenza probabilmente uscirà, andremo a vedere le altre parti che sono rimaste in piedi, se riescono a sorreggere, a stare ancora e a essere mantenute, e quindi andremo a valutare assieme alla sovrintendenza poi queste parti rimanenti, ma quel pezzo era troppo pericoloso. Tra l'altro l'espressione che hanno usato i vigili del fuoco quando sono entrati hanno detto ci sembra essere tornati all'Aquila, ecco, questa lo dico come battuta, però in realtà l'effetto era un po' quello. Da dire adesso i tempi per l'abbattimento dei muri, e poi c'è da considerare, da fare anche un'altra considerazione, ovvero si parla tanto di sicurezza sul lavoro, mettere a rischio la vita degli operai
che lavorano qua non è proprio il caso. Sì, dico, questo è un altro tema, un tema importante che dovrà essere valutato in maniera molto attenta, perché lavorare sotto un muro simile a quello già franato direi che è davvero difficile, improbabile e anzi soprattutto molto molto pericoloso. Come tempi? Allora, i tempi adesso vedremo il sopralluogo della sovrintendenza, con la quale assieme al mio ufficio tecnico capiremo quali sono i passi da fare, quali sono i tempi per la messa in sicurezza totale dell'area. Mentre il muro che stanno già abbattendo verrà abbattuto in giornata? Sì, questo assolutamente sì. Già oggi? Già oggi. Insomma, Nicola, staremo a vedere, a capire anche la sovrintendenza che posizione prenderà, se si renderanno conto più che altro che si tratta qua di tutelare l'incolumità delle persone, della gente che transita lungo questa via e che abita lungo questa strada. Io colgo l'occasione, prima di ridarti la linea, visto che siamo a Possagno, avremo le immagini che saranno trasmesse anche nei nostri telegiornali serali, perché qualche ora fa si è svolta anche la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria proprio all'ANA qui a Possagno. Le faccio fare una battuta rapidissima, Sindaco, al proposito. Lei diceva la prima cittadinanza onoraria. Sì, la prima cittadinanza onoraria, ecco, queste sono le cose belle rispetto ad altre. Comunque, prima cittadinanza onoraria all'ANA, siamo molto molto orgogliosi di averla data appunto all'ANA per i valori che l'ANA porta avanti. E domani c'erano ancora gli alpini qui in centro? Domani ci sarà una cerimonia di scopertura e inaugurazione del nuovo monumento agli alpini che il gruppo Alpini di Possagno ha voluto realizzare di fronte alla sede appunto degli alpini, con una cerimonia, una sfilata che partirà dal Tempio, passerà per il monumento ai caduti e arriverà appunto al nuovo monumento agli alpini. Da Possagno, Nicola, è davvero tutto, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Bazzato e al Sindaco. Noi velocemente in pubblicità, poi a Montebello per la vigilia del Bomba Day. Di nuovo in diretta con Focus TG per andare a Montebello Vicentino, vigilia del quarto Bomba Day in meno di 3 anni. Domani dalle 7:30 partono le operazioni. Ci racconta questa vigilia Daniele Garbin con Andrea Benetti insieme al sindaco Dino Magnabosco. Montebello Vicentino, siamo alla vigilia del quarto Bomba Day, vero? Com'è il sindaco Dino Magnabosco? Insomma, vi siete allenati, diciamo così, ormai la prassi l'avete oliata, vero sindaco? Sì, la prassi l'abbiamo oliata, abbiamo anche affinato la procedura. Certo che ogni Bomba Day comporta sempre qualche peculiarità, quindi dobbiamo sempre valutare tutte le soluzioni per risolvere al meglio il Bomba Day, creando ovviamente il minor disagio ai nostri concittadini. Ecco, questa volta è interessata nuovamente Via Ronchi, parliamo di 120 persone che verranno già all'operazione domani mattina alle 7:30, inizieranno proprio per l'evacuazione. Cos'altro è anche importante far sapere alla popolazione? Beh, intanto è importante far sapere alla popolazione, bisogna ringraziarli per la pazienza che continuano a dimostrare per questi Bomba Day, perché siamo al quarto Bomba Day, terzo diciamo nell'arco di 4 mesi, quindi voglio ringraziare i miei concittadini per la pazienza e anche la collaborazione che sempre dimostrano. Bisogna ricordare che domani l'autostrada chiude alle 9:15, riaprirà al termine delle operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico, e quindi invito a chi non ha proprio necessità di utilizzare l'arteria alternativa a quella autostradale, ovvero la strada regionale o la strada provinciale, magari di utilizzarla prima delle 9 oppure magari nel primo pomeriggio, per evitare appunto disagi. Ricordiamo anche che c'è un divieto di sorvolo, anche la linea ferroviaria sarà interdetta in quella fascia oraria. Si spera insomma di riuscire, come è già successo, di ridurre i tempi e soprattutto le difficoltà, vero, in quel momento. Ecco, certo, sicuramente gli specialisti appunto dell'esercito lavorano per ridurre al minimo i disagi. Certo che l'importante è, come è sempre stato fatto, che tutto quello che è fatto nella massima sicurezza. Ecco, il tavolo Genio Aggustatori della Folgore sono loro incaricati. Voi avete anche predisposto dei centri d'accoglienza per chi non fosse in difficoltà, ci sono persone magari che sono fragili e hanno difficoltà a spostarsi, vi siete già preoccupati di questo? Sì, siamo già in contatto con tutte le persone interessate appunto dallo sfollamento, alcune come nei precedenti Bomba Day
si arrangiano, fanno da sole, quindi ci mettono anche soldi perché comunque decidono, voglio dire, di fare una domenica alternativa, ma voglio dire siamo comunque in aprile, quindi non è che si possa andare al mare o da qualche altra parte, quindi hanno deciso di fare autonomamente, altri ci hanno chiesto aiuto, quindi noi domani apriremo la biblioteca e la casa di riposo sarà a disposizione per accogliere le persone che lo vogliano. Io con l'occasione vorrei ringraziare, a parte appunto l'esercito, l'8° Genio Guastatori, anche tutte le forze dell'ordine impegnate come in ogni Bomba Day, quindi Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, e spero di non dimenticare qualcun altro, ma vorrei ringraziare anche la macchina operativa della Protezione Civile perché muove più di 100-150 volontari che decidono di passare la domenica, per quanto bella è Montebello, ma Montebello Vicentino, per garantire l'incolumità di tutti. Quindi grazie a tutti coloro che domani parteciperanno al 4° Bomba Day. Senta, prima di salutarla, purtroppo bisogna dire che non è escluso, vero, che potrebbe ripetersi, c'è ancora un tratto in vostra competenza, come andrà? Sì, c'è ancora un piccolo tratto da bonificare, purtroppo è un tratto dove i bombardamenti sono stati pesanti, siamo proprio a ridosso, voglio dire, del ponte ferroviario, quindi c'è questa, non dico remota, c'è questa possibilità, speriamo non si concretizzi almeno nel mio territorio, dopo magari da Montecchio, sicuramente a Vicenza ce ne saranno altre, ma speriamo bene, abbiamo già dato noi. Così per Montebello Vicentino. Intanto c'è anche la politica, il dopo Zaia è un ragionamento che fa il centrodestra, fra poco vedremo cosa fa il centrosinistra, ma c'è anche la questione della data delle elezioni. Zaia, che ieri a Padova ha detto che entro 2 settimane il Consiglio di Stato si esprimerà sulla finestra elettorale in cui indire le prossime elezioni regionali. Lo ha sentito per noi Francesco Ratai. La legge regionale dice che le elezioni si convocano nella finestra primaverile, questa è la legge regionale. La legge nazionale dice che le elezioni si convocano entro 60 giorni dalla fine del 5° anno di amministrazione. I nostri tecnici dicono dobbiamo chiarire quale delle due va bene, visto e considerato che noi abbiamo questa finestra strana a causa Covid, quindi scadiamo a settembre 2025, quindi avremo più 60 giorni, perché giustamente i tecnici dicono se le convochiamo in primavera potrebbe essere che a elezioni fatte qualcuno magari che le ha perse le impugna e ci fa tornare ad elezioni, e viceversa, se le convochiamo in ottobre qualcuno potrebbe dire ma dovevate convocarle in primavera, magari fanno l'impugnativa e si torna a votare. Solo che i tecnici, che hanno tutto il tempo e se lo possono prendere, vogliono una risposta dal Consiglio di Stato rispetto a qual è delle due norme che va rispettata, appunto. E quando decideranno i tecnici? Ma io penso, guardi, prendiamo l'ipotesi più vicina a noi, l'autunno 2025. Siamo semplicemente ad aprile, immagino che il Consiglio di Stato nel giro di 1 settimana, 2 settimane, 3 settimane, i primi di maggio darà una risposta. Da maggio per convocare le elezioni a ottobre, novembre, quello che sarà, perché oltre novembre non si può andare, ci si mette veramente poco, quindi sono tutti i tempi, calmi tutti, perché non è che uno bypassa le elezioni. A me spiace che si prendano in giro i cittadini. E allora c'è il centrosinistra, il cantiere del centrosinistra, un weekend con oltre 160 gazebi in tutti i principali, ma non solo, città del Veneto. A Marghera questa mattina c'era il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, lo ha raggiunto per noi Filippo Fois. In ballo ovviamente oltre al programma c'è anche quello dei nomi inevitabilmente, e in questi giorni circola il nome della dottoressa Alessandra Viola. Sentiamo cosa ha risposto Martella ai microfoni di Filippo Fois. Martella, quanti banchetti come questi ci sono oggi in Veneto? Oggi in Veneto c'è una bella campagna che ha mobilitato molti nostri iscritti, volontari e anche quelli delle altre forze politiche. Ci sono circa 170 banchetti tra oggi e domani, e insomma nelle principali città e anche in molti comuni piccoli, a dimostrazione che stiamo facendo un lavoro diffuso e che questo lavoro continuerà. Ecco, non si tratta solamente di propaganda, naturalmente politica, si tratta anche di testare quali sono le esigenze dei cittadini, adesso del dopo Zaia, del Veneto che voi vi candidate a costruire una volta passate le prossime elezioni. Parlavo con i cittadini, guardavo le risposte che danno qui a Marghera e poi le vedremo dalle altre parti. Al primo posto c'è la sanità, poi c'è il caro vita, poi c'è il trasporto pubblico locale. Tutti temi, qualcuno potrà dire, ma
che immaginavate ci fossero, sì, certo, tutti i temi sui quali stiamo lavorando per costruire una proposta programmatica, ma era molto importante ed è molto importante sentire i sentimenti, le esigenze, i problemi dei cittadini e costruire un programma dal basso, ed è quello che abbiamo voluto fare e che faremo in queste giornate alla luce del sole, in mezzo alle persone, per parlare appunto di lavoro, di ambiente, di carovita e per sentire le proposte che ci vengono fatte. È sintomatico questo dato sulla sanità, perché era uno dei cavalli di battaglia di Zaia, il fatto della sanità d'eccellenza del Veneto. Ma non c'è dubbio, però è uno dei problemi maggiormente sentiti dai cittadini, perché per i cittadini oggi è più difficile accedere alle cure, per problemi legati alle liste d'attesa che sono lunghissime, per i problemi legati al fatto che il personale medico-sanitario se ne va dagli ospedali e questo impedisce la possibilità di erogare i servizi ai cittadini in tempi certi. La sanità ha problemi per i medici di base che sono pochi, ha problemi per l'affollamento dei pronto soccorso, ha problemi perché ci sono risorse finanziarie che non sono sufficienti, non sono adeguate. Noi pensiamo che dovrebbero essere di più anche a livello nazionale, che ci dovrebbe essere un piano straordinario di assunzione di medici e di infermieri. Oggi in Veneto, per chi ha la possibilità di farsi curare, ci sono ovviamente luoghi buoni e di eccellenza, ma sono troppi i cittadini che non riescono ad accedere alle cure o quelli che per farlo devono pagare e pagando si indebitano, e questo è lesivo di quelli che sono i diritti dei cittadini, anche di quello che è previsto nella nostra Costituzione. Si sta parlando naturalmente e inevitabilmente anche di chi sarà il candidato della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni regionali. Si era parlato di Crisanti, si era parlato di Achille Variati, ieri è uscito anche il nome della dottoressa Viola. Quanto c'è di vero in questo? Allora, noi abbiamo deciso, contrariamente al centrodestra, di fare un percorso diverso. Non siamo partiti dai nomi o dalle liti sui nomi, ma dal programma, dal tenere insieme una coalizione molto vasta di tutte le forze politiche del centrosinistra e di fare in modo che il nome sia la conseguenza di questo lavoro, cioè il nome che rappresenta al meglio questa alleanza. È un nome che dobbiamo ancora scegliere, per il momento sono in corso valutazioni, interlocuzioni, come è stato anche dichiarato, è una scelta che faremo nelle prossime settimane. Certo. Io vorrei chiedere scusi, a questo vostro militante se si gira, aspetti che lo avvicino un fuori programma, scusi, ce ne può dare uno per cortesia di questi, così lo facciamo vedere anche ai telespettatori. Ritorno dal senatore Martella, giustamente siamo al mercato ed è pieno di gente, eccoci qui, vedete, questi sono i grandi temi per il Veneto di domani, quelli sui quali i cittadini sono chiamati ad esprimersi, per cui bisogna segnare, ho votato anch'io, devo dire la verità, per segnalare quelle che sono le 3 priorità. Abbiamo messo 10 temi. Potevamo metterne di più, ma abbiamo messo 10 temi che per noi sono prioritari e abbiamo chiesto ai cittadini di esprimerci 3 priorità all'interno di questi 10 temi e anche di indicare qui una proposta che non fosse contenuta. E i temi, come ho detto, vanno dall'ambiente al sociale, per non lasciare indietro nessuno, a un lavoro dignitoso e sicuro che favorisca anche la parità di genere, al problema del futuro dei giovani. E stiamo raccogliendo tante proposte mentre gli altri parlano dei destini personali nelle stanze dei partiti, noi cerchiamo di farlo in mezzo alla gente. Mi pare un'iniziativa molto, molto bella e molto significativa, devo dire molto partecipata. Poi raccoglieremo le risposte e faremo delle valutazioni anche sulla base delle risposte. Non sarà difficile, dico ai telespettatori, trovare uno di questi presidi del Partito Democratico, perché ce ne sono quasi 170 solamente oggi, ce ne saranno anche domenica, per cui insomma l'invito è quello di esprimersi. Sì, ci saranno in tutto il Veneto e io oggi sono qui a Marghera, più tardi sarò sempre a Mestre a Zelarino, domani mattina a Venezia in Campo Santa Margherita, ma tutto il gruppo dirigente del centro-sinistra e del PD è nelle piazze a dare una mano ai nostri volontari nella distribuzione del materiale e raccogliere le istanze, e soprattutto li voglio ringraziare. Tantissimi volontari sono nelle piazze a incontrare i cittadini. Questo è un punto di forza del Partito Democratico e del centro-sinistra. Grazie al senatore Martella e restituiamo la linea allo studio.
E quindi così a Mestre. Prima di andare in pubblicità vi dico che a Mestre ieri in via Torino c'è stato un incontro del comitato scientifico del Centro Studi CIRGA, Centro Italiano di Ricerca Giuridico-Amministrativa. Vediamo le immagini di questo incontro. Dopo la relazione del presidente, il professor Gianfranco Perulli ha fatto il punto sulle prossime pubblicazioni, come ad esempio La nuova provincia, un libro che descrive la rinascita della provincia che assumerà nuove deleghe dalla regione, si occupa principalmente di trasporti, scuole, cultura, sanità e turismo. E poi Urbanistica, gentrificazione, un libro che affronta il problema dei nuovi flussi e dei sistemi abitativi e delle loro locazioni. Sono intervenuti tra gli altri il dottor Alberto Mingarelli, presidente della Corte dei Conti di Bari, l'architetto Claudio Aldegheri, componente del direttivo del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Venezia, la dottoressa Laura Campesato, l'architetto Carlo Costantini e l'avvocato Gianluca Ghezzo. Questo l'incontro del Centro Studi CIRGA. Pubblicità e poi a Maserda Lucio Zanato per parlare di giovani e futuro. Allora di nuovo in diretta, andiamo subito a Maserda, Lucio Zanato, i giovani che scelgono il loro futuro. Dove ti trovi, Lucio? Mi trovo al Palamaser, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono al Palamaser che ospita per la quarta volta proprio questo momento di orientamento per i giovani. Siamo venuti qui proprio per capire naturalmente come si vogliono orientare e soprattutto quali sono ad esempio le nuove professioni. Però cominciamo con il padrone di casa, ovvero con Daniele De Zen, che è l'assessore ai servizi sociali del comune di Maser. Voi come dire, mettete a disposizione questa struttura che dà comunque soddisfazione perché tanti giovani e tante scuole vengono qui. Sì, esatto, noi siamo ben lieti innanzitutto di partecipare ovviamente ai 9 comuni a questo evento e mettiamo a disposizione questa struttura perché è la struttura più adeguata per questo evento, quindi siamo ben lieti ad ospitare e ci auguriamo che duri nel tempo questo, perché vedo che la partecipazione è molto numerosa e quindi importante per i nostri ragazzi. Va detto anche che qui comunque sentite la denatalità. Sì, anche a Maser si sente la denatalità, sì. E allora adesso mi sposto invece per sentire chi di fatto lo sta organizzando da 4 anni questo momento di orientamento, ovvero Andrea Cani, che è l'assessore ai servizi sociali del comune di Asolo. Anche per voi è un problema la denatalità, ma è importante quindi orientare bene chi poi si porta verso il mondo del lavoro. Sì, esatto. Noi pensiamo che sia proprio importante dare ai nostri ragazzi la possibilità di scegliere quali sono i futuri che loro hanno davanti a loro stessi. E a proposito di natalità, un altro problema che noi abbiamo nel nostro territorio è quello della dispersione scolastica, quindi crediamo che con questa fiera noi possiamo fare il nostro passo per cercare di combattere anche questo fenomeno, aiutando loro a scegliere in modo corretto quello che sarà il loro futuro. Anche poi riteniamo che il loro futuro potrà essere concluso più facilmente. Ecco, qui siamo alla 4ª edizione, quarta volta, come la vedete, in crescita, stabile? Allora, da questa mattina l'affluenza sembra in crescita, quest'anno abbiamo anche i genitori che hanno cominciato a venire già alla mattina, abbiamo un laboratorio per i genitori oggi pomeriggio dove abbiamo già 64 iscritti, quindi sicuramente in positivo. Ecco, e qui invece abbiamo Cinzia Battistello, che è la presidente di una degli enti, delle scuole che sono presenti qui, che è l'Irigem. Allora Cinzia, questi ragazzi, ma soprattutto le famiglie, cercano più lavori manuali, un ritorno alla manualità o continua la tecnologia? Beh, diciamo che come primo aspetto stanno cercando di aiutare i ragazzi a scegliere la loro strada e ovviamente non escludono né i lavori più intellettuali né quelli più manuali. L'importante è sempre trovare la loro strada senza escludere nessuna possibilità. Ecco, voi come Irisem fornite questo e quello, perché da una parte avete il percorso della bellezza, quindi la manualità soprattutto con le ragazze, dall'altra invece tutto il settore dell'informatica. Però è un'informatica che voi rendete anche manuale, perché fate materialmente costruire, spiegate, quindi la manualità ci deve essere comunque. La manualità c'è in tutti i lavori. Ovviamente bisogna sfruttare le opportunità che la tecnologia ci mette a disposizione.
non bisogna mai dimenticare che abbiamo 2 mani che devono lavorare, oltre alla testa. Ecco, un altro tema l'ho scoperto venendo qui, Nicola. Sai che ieri abbiamo seguito invece il tema della cybersicurezza che il governo sta portando avanti con tutta una serie di norme molto importanti, soprattutto per le aziende del nostro territorio, non solo per le grandi aziende. La cybersicurezza è un altro dei temi, diciamo, degli obiettivi del futuro della scuola. Purtroppo, e dico purtroppo sì, nel senso che ci coinvolge tutti quanti, non solo i ragazzi, ma tutte le famiglie, tutte le aziende e tutte le amministrazioni pubbliche, per cui su questo bisognerà veramente lavorare tanto e tutti assieme. Ecco, per ultimo, dall'esperienza di tanti anni di insegnamento, questi ragazzi sono sempre più, diciamo così, tecnologici. Noi avevamo difficoltà a usare i telefonini, questi nascono i telefonini in mano. Diciamo che sono nativi digitali, ma forse hanno perso qualcosina, che è la manualità, per cui bisogna cercare di recuperare quella opportunità. Grazie, se non ci sono domande a te la linea. Grazie a Lucio Zanato, continua il tuo viaggio alla Fiera dell'Orientamento, grazie anche a voi per averci seguito, il telegiornale si chiude qui, arrivederci.